Ogni residente della nostra regione deve al fisco 11.125 euro. Sono le tasse o contributi non riscossi negli anni dal 2000 al 2024. La nostra è la 19ª regione italiana nella classifica stilata dalla CGIA di Mestre per debito fiscale. Solo il Trentino ne ha di meno. Anche in Friuli Venezia Giulia, però, come nel resto del paese, a evadere sono le grandi imprese. Il 64,3% del debito fiscale in Italia è in capo alle persone giuridiche, quindi SPA, SRL, consorzi, cooperative, eccetera. Il Friuli Venezia Giulia è una delle aree dove il peso delle tasse è tra i più elevati del paese. Nonostante ciò, l'infedeltà fiscale ha dimensioni contenutissime. Purtroppo anche qui i grandi gruppi industriali continuano a non pagare il dovuto. Le multinazionali e le big tech, ad esempio, seguitano a fare profitti miliardari, ma le imposte le versano nei paesi a fiscalità di vantaggio. Servono quindi misure urgenti per incentivare l'attività di controllo nei confronti di questi colossi che sfruttano il territorio, usufruiscono di servizi infrastrutturali, siano essi materiali o immateriali, ma danno un contributo fiscale alla collettività scandalosamente irrilevante.